Con il direttore Castelnovo, direttore della Rosa dei Venti, questa casa di riposo veramente bella come struttura, funzionale, nuova, a Rosolina. Innanzitutto buongiorno, come va? Va discretamente bene, nel senso che noi abbiamo aperto il 1° luglio di quest'anno, abbiamo avuto un progressivo importante riempimento. Poi, come è successo in purtroppo tante strutture del Polesine, abbiamo iniziato ad avere dei casi di Covid positivi e quindi abbiamo dovuto rivedere un po' la nostra organizzazione, gestire un nucleo di ospiti positivi e un nucleo di ospiti per fortuna rimasti negativi, e questo ha chiaramente fermato quello che è la nostra attività di accoglienza di nuovi ospiti, e adesso ci stiamo concentrando chiaramente sull'assistenza degli ospiti che risultano positivi ma che progressivamente per fortuna si stanno negativizzando dopo il loro periodo di malattia. Ecco, facendo un po' di numeri, innanzitutto quanti ospiti ha in questo momento la struttura e quanti sono positivi e quanti negativi? In questo momento la struttura ha 22 ospiti presenti all'interno appunto della Rosa dei Venti, di cui 17 ospiti ancora positivi e 5 ospiti che si sono negativizzati nel corso di questa settimana e sono ritornati a fare vita normale con i nostri operatori. Ecco, sentendo e captando un po' di discorsi fuori onda, ci diceva che la capacità di questa struttura sarebbe di altri 15-20 ospiti, però non essendo covid free, nel senso avendo ancora delle criticità. No, di più, nel senso che noi complessivamente come struttura abbiamo una gestione di 120 posti, attualmente 96 posti di primo livello e gli altri 24 posti sono in fase di definizione come destinazione finale, quindi in realtà io oggi ho 96 posti disponibili, quindi sono 4 nuclei da 30 ospiti come portata complessiva. Attualmente io ho 2 nuclei completi da 30 ospiti e 2 nuclei da 18 posti letto l'uno. La struttura da chi è gestita? La struttura è gestita da Ospitalia, che è una società che si occupa principalmente della realizzazione, quindi costruzione e gestione delle strutture sanitarie. In particolare poi noi abbiamo una partnership con la cooperativa Universis di Udine che gestisce il personale sociosanitario e dei servizi generali, quindi centralino e pulizie. Per servizi sociosanitari intendo gli infermieri, gli operatori sociosanitari e l'educatore. Ospitalia invece fornisce psicologa, fisioterapista, assistente sociale e servizio medico. Ecco, lei da quanti anni si occupa di case di riposo e cosa, se potesse fare un aggettivo del suo lavoro, cosa direbbe? Allora, io mi occupo di anziani dal 95, quindi ormai sono 25 anni di attività con gli anziani. Sono passato da un'attività, io ho una laurea umanistica in scienze dell'educazione, sono passato da essere educatore a essere coordinatore di struttura, poi a essere direttore nell'arco di 5-6 anni, nel 2003 ero già direttore. Un aggettivo, devo dire la verità, dopo 25 anni di carriera, insomma, di attività, mai avrei immaginato di ritrovarmi in una situazione così complessa come la gestione di una pandemia come il Covid. Però io credo che ancora oggi lavorare in quest'ambito sia, mi passi il termine, ma affascinante, stimolante. Ecco, la società italiana fondamentalmente sta invecchiando, l'età media leggevo rispetto ad altri paesi è di 48 anni, quindi la vecchiaia diventerà veramente uno dei problemi, dei business in seconda battuta, ma delle cose più difficili da gestire. L'Italia è preparata, si sta preparando, cosa manca secondo lei? Ma allora io inizio a dire che business ormai poco, perché nel senso che quello che era veramente, come dire,
una possibilità per chi costruiva e gestiva strutture qualche anno fa. Oggi con i costi di gestione, soprattutto banalmente in questa fase di dispositivi di protezione individuale di classe 3, quindi insomma non è più così tanto in realtà un business. Diciamo che però resta ed è a tutt'oggi quella delle strutture sociosanitarie come la nostra la risposta alla maggiore sempre richiesta di bisogni di assistenza, perché come diceva lei la vita media si allunga ma non in qualità, in quantità, cioè noi sommiamo quantità di giorni ma la qualità comincia a venir meno, però la scienza ci aiuta ad allungare la vita. Allungare la vita in questo caso ci porta però a non poterlo più fare magari a domicilio e a doverci appoggiare a una struttura sociosanitaria. Come si sta attrezzando l'Italia? In questa fase di emergenza lo vediamo un po' tutti, con DPCM settimanali, quindicinali. L'assistenza all'anziano ha bisogno di una progettualità ben più strutturata probabilmente, e ad oggi stiamo col Covid rispondendo solo alla situazione di emergenza e gestione del quotidiano. Una progettualità a lungo termine in questo momento è legata in realtà alla contingenza, quindi purtroppo a quello che stiamo vivendo coi numeri, con le novità che quotidianamente ci vengono in realtà comunicate. Quindi banalmente stanno per partire i vaccini su un ceppo del Covid e arriva dall'Inghilterra un nuovo ceppo, e quindi pronti via. A che punto siamo arrivati? No? Quindi in realtà la preoccupazione tra virgolette è che noi in questo 2020 abbiamo agito fondamentalmente risolvendo le emergenze e non ci siamo ancora seduti a, come dire, gestire una progettualità biennale, triennale, quadriennale su quelle che sono le esigenze dell'anziano e anche delle famiglie, perché non dimentichiamoci che le famiglie perdono il lavoro in questa fase, hanno meno possibilità economiche, rischiano di non avere più un sostentamento fisso, e comunque l'inserire un anziano in una struttura ha comunque un costo legato alla retta, che sebbene abbia un supporto regionale ha un costo che una famiglia oggi, se si perdono i posti di lavoro, rischia di non poter sostenere. Perfetto, io la ringrazio, naturalmente auguro a lei, alla struttura e a tutti i suoi collaboratori un buon Natale e buone feste, e complimenti e grazie anche da figlio di un genitore anziano per quello che fate. Grazie a lei per la sua disponibilità verso la nostra struttura. Buon Natale a tutti. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the